Ciao a tutti, amiche ed amici, e bentornati sul mio canale. Faccio un po' una diretta bucolica oggi, guardate, guardate. Ehm, Niente, no, vi volevo sentire per sapere un po' come fossero le cose in Italia. Sono un po' non preoccupato, perché comunque credo che sia tutto sotto controllo, però ecco, volevo assicurarmi che tutti voi foste ok. Immagino per quelli che sono costretti a rimanere a casa, magari avrete più tempo per fare le pizze, prendiamola un po' così, in maniera positiva. E a proposito di pizze, volevo proprio parlarvi di un esperimento che sto provando a fare. È un esperimento relativo a un impasto fatto con farine deboli. Vediamo un po' se c'è qualcuno che mi segue in chat. Live chat. Ok. Chiunque mi segua può chiaramente scrivermi, così rispondo alle domande. E vi dicevo, stavo pensando a una domanda che mi è stata fatta un po' di tempo fa relativamente a un impasto fatto con farina debole, perché mi dicevano per esempio no, nella mia città non trovo farine forti, oppure per esempio qui all'estero ho difficoltà a trovare farine forti, quindi stavo sperimentando un po' di impasti da fare con farine deboli. Possibilmente qua diciamo che si trova qui che mi scontro con le cose più complicate, riuscire a fare una maturazione media lunghetta anche con farine deboli, senza però andare a intaccare la maglia glutinica, e qua si arriva davvero ai limiti della fisica, però insomma ci sto provando. Sono riuscito a tirare un impasto con farina debole fino a 15 ore con un buon risultato. Allora, vedo che siete... Ciao Lorenzo, eh, siete in 7 e 0 like, quindi ragazzi, sapete bene, ragazzi e ragazze, che ci tengo assai ai like, quindi proprio come attestato di stima, quindi se mi state ascoltando per favore lasciatemi un like. E quindi ho iniziato, siete in 6, immagino siate a pranzo, in pausa pranzo, e quindi ho provato a fare questo primo esperimento settimana scorsa, questo weekend, cioè il weekend passato, e quindi ho provato proprio con una farina del supermercato, proprio scrausissima, tipo 11 grammi di proteine, ma con la farina la conosco, è praticamente forza zero. Infatti avevo difficoltà, grazie per il like, avevo difficoltà proprio a incorporare l'acqua, nel senso che l'impasto sembrava veramente tutto sfasciato, ed è un impasto con idratazione vicina al 70%, quindi tra il 67 e il 70%, non di più. E... Però diciamo che il metodo con cui impasto e soprattutto come vado a mettere insieme l'acqua e lo lavoro poco, e lì, oh, mi vedete, è buio, è lì che sta tutta la novità, diciamo, dal mio punto di vista. Poi chiaramente ci sarà sicuramente qualcuno che l'ha già fatto, magari milioni di persone nel mondo, e sto inventando il nulla. E quindi niente, mi sono rimasto molto contento dei risultati. Anzi, se volete vederli, ho postato proprio un sondaggio e una foto su Telegram, sul mio canale Telegram. Anzi, se non mi seguite ancora su Telegram, forse è arrivata l'ora di seguirmi su Telegram. Mi trovate come Gigio Pizza, oppure basta digitare su Safari, su Chrome, d.me/Gigio Pizza, e mi trovate lì su Telegram. In questo canale condivido delle cose che magari non trovate su Facebook o su Instagram. Faccio sondaggi oppure chatto in diretta con le persone. Ragazzi, spero si senta bene, perché ovviamente sto in Irlanda, qua c'è un vento pazzesco. Sto mettendo la mano avanti al microfono per cercare di proteggere il microfono da 3 euro dal vento forte. Volevo fare, ecco, questo esperimento in pausa pranzo, riuscire a parlare con voi e rispondere a qualche domanda. E quindi vi dicevo, è stato un esperimento davvero simpatico, l'ho ripreso tutto, e quindi lo dovreste poter vedere prossimamente come uno dei miei video. Adesso il vento si
fa proprio esagerato e molto freddo. Ciao a tutti ragazzi, tutti i 12-10 che siete connessi adesso, benvenuti. Stavo parlando dell'impasto fatto con farina e quindi vedrete questo video molto presto sul canale. L'ho già girato, devo soltanto aggiungere qualche commento in audio, insomma spiegare il senso dell'esperimento. E questo sarà il primo di una serie di video dove cerco dove mi pongo un obiettivo, fare una cosa e poi cerco di arrivare al risultato ottimale. Quindi i primi video vedrete il risultato che così non è niente di che, e poi man mano che vado avanti più imparo, più mi informo, più sperimento e più riesco ad ottenere un risultato vicino a quella che era l'idea iniziale. Quindi insomma è come fare questi esperimenti insieme, e questo poi è il punto. Nessuno nasce che sa già le cose, nessuno nasce scienziato, e pure chi le studia le cose le deve provare. Quindi per cui la differenza che vorrei fare è provare queste cose con voi. Allora, impasto a mano ragazzi, anche perché è un impasto proprio poco impastato, quindi questo è il troppo vento, si sente male nell'edizione. Vediamo se riesco a fare questa diretta. No, non nulla, non mi posso nascondere dietro nulla. Vediamo se magari mi metto dietro un cespuglio e sembro, state un po' equivoca come situazione dietro un cespuglio, però vediamo se riesco a nascondermi dal vento. Il fatto è che qua in Irlanda c'è troppo vento, vediamo qua se riesco a proteggermi. Mi sentite meglio? Vediamo un po', ma adesso dovrebbe essere un po' meglio. Dai, datemi il vostro feedback, come si sente adesso. Anche perché secondo me sto microfono è davvero una schifezza. Non so neanche se in realtà prova si sente da qui oppure prova da qua. Vediamo. Per coloro che sono in chat mi fate sapere come si sente, per favore. Meglio, ok, meglio, grazie. Per l'impasto della pizza va bene usare Manitoba più farina della Barilla. Sì, si può usare, so che la farina della Barilla è ok come farina, non è eccezionale, però è una farina decente. Poi mescolata con Manitoba ovviamente assume una forza maggiore. Purtroppo, guardate, queste sono le cuffiette da 3 centesimi che ti danno sull'aereo. No, non me la danno sull'aereo, però non so manco dove le abbia recuperate. Poi avete visto, mamma mia, che caos. Settimana scorsa che ho fatto degli esperimenti di live. Sì, no, infatti già sai che non piove. Guardate, c'è un sole pazzesco, è una roba incredibile. Guardate, un cielo così blu è rarità, ma vedete illuminato dalla luce. Infatti ho detto, oh, cavoli, devo andare fuori a fare una diretta e immortalare questo momento, perché è più unico che raro. Settimana scorsa, quando mi avete visto apparire 3-4 volte dal nulla, è perché in realtà stavo facendo, per spiegarvi che cosa stava succedendo, stavo provando questo hardware nuovo che ho comprato, che è un mixer video che serve appunto per fare dirette con i cellulari, utilizzando anche 2 cellulari, però è andata una schifezza, insomma non funzionava con i miei cellulari Android, ho dovuto usare un vecchio iPhone e i risultati erano quelli che pochi di voi, spero, fortunatamente siano riusciti a vedere, quindi un audio che non era sincronizzato, non si sentiva, e quindi poi, come frutto di questa esperienza pessima, ho realizzato il video, che però è in inglese, su questo mixer della Roland, che è terribile. Non so se magari riesco a superare questo problema, magari utilizzando un iPhone di ultima generazione, che non ho e che non voglio comprare, altrimenti voglio dire compravo roba più professionale. Quindi vediamo, ma è peccato, perché davvero sarebbe stato interessante. Allora, qualcuno che mi ha scritto ciao Silvia, ciao e benvenuta.
E quindi niente ragazzi, quindi non vedo l'ora di mostrarvi i risultati di questa prima sessione di impasto. Infatti i panetti sono terribili da vedere, però poi alla fine quando li ho stesi sono rimasto stupito, perché quando ho fatto i panetti erano proprio brutti. Ho detto no, qua sicuramente quando li stendo si strappano tutti. Invece poi quando li ho stesi con molta cura, attenzione, alla fine hanno reagito bene e sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso. Qualcuno che mi scrive, restituiscilo. Silvia, sì, in effetti, soltanto che l'ho comprato dalla Germania, da Amazon Germania, quindi mi scoccia un po' restituirlo. Forse devo pagare le spese di spedizioni, però non funzionando, in effetti può rientrare nel diritto di recesso. Però io insisto, ho contattato Roland, vediamo se mi, mi dicono quando e se anche il mio cellulare farà parte di quelli supportati, insomma, se riesco a trovare una soluzione. Peccato perché davvero potrebbe portare il canale a un livello superiore. Immaginate, c'è tipo che ne so, un'inquadratura sull'impasto, un'altra inquadratura su di me. Vabbè, non è che guadagnate chissà che cosa, però immaginate un'inquadratura fissa su me che stendo e un'altra sul forno mentre inforno e cambiare a volo come in televisione. Quella era la cosa che mi stuzzicava. Vabbè, vedremo un po' come va a finire. E quindi niente ragazzi, spero per voi che sia tutto ok, che non siate bloccati a casa, invece per quelli bloccati a casa, forza e coraggio che passerà presto. Come ho detto all'inizio, per sdrammatizzare, magari per chi è costretto a rimanere a casa, ecco, ci sarà un po' più di tempo per fare qualche impasto e qualche esperimento. Comunque, passerà in fretta. Avete domande, ragazzi? Eh, infatti questo è il problema, spese di spedizione per la Germania, ma non so quanto venga a fare. Mi dispiace, insomma, sono fiducioso, voglio tenermi questo aggeggino aspettando che magari riescano a implementare, a migliorarlo. Non esiste Silvia, non esiste. La Roland è l'unico che l'ha fatto che funziona con i cellulari, se no devo prendere quello che funziona con telecamere proprio e non vale la pena, dovrei utilizzare anche un computer, insomma, poi io volevo rendere più semplici le dirette, invece poi devo mettere più robe in mezzo e non va bene, non mi piace mettere queste cose in cucina quando poi cucino. Vediamo un po'. Aspetto, vediamo un po', dai, sono fiducioso, d'altronde la Roland, insomma, è una marca famosa, e che cavoli. E, ragazzi, avete domande? Abbiamo fatto 12 minuti, non voglio arrivare a più di 18 minuti di diretta, perché poi devo tornare, che devo mangiare e poi devo tornare al lavoro. Come sono state le vostre pizze questo fine settimana? Avete fatto esperimenti? Vi siete divertiti? Vi siete abboffati di pizza? Che impasto? Silvia, dipende da come lo vuoi cucinare. Se vuoi utilizzare il metodo combo, quindi vuoi utilizzare padella e grill, 67% sarebbe l'impasto migliore, altrimenti anche 65 per cominciare va bene se non hai dimestichezza. Organizzi pizzi di corsa a Dublino? No, ultimamente no, ho sospeso le attività di corsi perché facendoli a casa era un po' prendeva troppo tempo, soprattutto durante il weekend che voglio comunque utilizzare per fare altro. Quindi alla fine ho ospitato 100 persone, poi ne ho organizzato una in una cucina professionale per 20 persone, quindi mi posso ritenere soddisfatto. Ho tenuto i corsi a 120 persone, però per ora rallento, ecco, sto pensando a come poterlo fare diversamente. Ehm, allora, pizza, ok, sapore ok, ma panelli sempre piatti. Sempre piatti perché comunque io raccomando di usare poco lievito e quindi diciamo che ce la giochiamo tutto sulla maturazione piuttosto che sulla lievitazione. Poiché avviene molto lentamente, succede questo: se tu lasciassi i panetti ben oltre il tempo che ti sei data, avrebbero anche il tempo poi di crescere ulteriormente e di non rimanere così piatti. Questa è la... Però alla fine se vengono bene in cottura va benissimo.
dovresti aumentare la quantità di lievito, però aumentare la quantità di lievito significa pure attaccare più velocemente la maglia glutinica e noi questo non lo vogliamo. Vediamo un po'. Forno. Ah, il forno in pizzeria. Ah, beh, allora 65% rispondo a Silvia, 65% va più che bene. Vediamo. Non c'è una pizzeria dove fa una pizza buona a Cagliari, ne conosco solo una. Vabbè, poi dipende insomma che cosa poi definite come pizza, pizza buona, la pizza napoletana, la pizza magari sarda, c'è una pizza sarda specifica della Sardegna che non conosco, così come in Sicilia si mangia una pizza diversa, così come è diversa in Puglia. Ciao Denver, saluti a tutta la Brianza, tutto bene lì? Sei in casa oppure sei libero di andare in giro? Eh, Guarda, allora, il corso è in inglese, quindi ci sono i sottotitoli, però se non parli inglese può essere ostico, nel senso che è meglio magari seguire i video singoli che ho fatto su YouTube. Invece su Udemy il vantaggio sta nel fatto che i video sono, cioè, c'è una narrazione e quindi parti dal primo video dove non sai niente e arrivi fino all'ultimo video in cui tutto è stato calibrato in modo graduale, in modo tale da imparare bene. Quindi è la cosa che ti consiglio. Ah, cavoli Silvia, allora niente, devi farle a casa e magari farle con qualche ricetta che trovi sul mio canale. Ah. Ok, siamo a 16 minuti, vediamo un po'. Avete un po' di domande, ragazzi? Abbiamo circa 2 minuti e poi chiudo questa diretta. Nel frattempo qui il freddo si fa sentire, però fortunatamente con questo poco di sole riesco a scaldarmi. E vi ho detto, la settimana scorsa poi ho fatto un confronto pizza 24 no, 24 ore di maturazione rispetto, ho fatto il confronto con la pizza realizzata con l'impasto che vi dicevo da 15 ore con farina debole. Ho una fotografia dove le confronto e ho chiesto a chi mi segue su Telegram di indovinare quale fosse quella fatta con farina debole. Devo dire che il 75% delle persone ha beccato quella giusta, però c'è ancora un 25% di persone che ha avuto difficoltà a capire quale fosse quella fatta con la farina debole e quella con la farina forte. Vediamo un po'. Ciao Gigio, ma ogni coda a gas cuoce poco il fondo, come mai? Salvatore, dipende dalla temperatura. Anzi, io ho difficoltà a non bruciarla, perché poi scaldando molto il forno, arrivando a 500 gradi, si scalda anche tanto la pietra e quindi questo chiaramente brucia il fondo, perché poi la pietra utilizzata è la classica pietra come quelle da forno in pratica e quindi si scalda subito e rilascia il calore subito e questo brucia la pizza, quindi devi sempre far sì che sia intorno ai 420 gradi e in questo modo la cuoci in maniera omogenea e non la bruci e soprattutto non rimane cruda. Ok. Facendo il lievito madre prendo spunto al tuo video, speriamo di riuscire. Grazie Denver. E poi fammi sapere perché polemiche assurde sul lievito madre, quello lì e i maggiori polemisti dicono ma quello è pasta acida. Salvo poi non sapere che in realtà pasta acida o lievito madre sono comunque due sinonimi e non lo dico io, se cercate in giro anche testi sacri di panificazione, in effetti dicono il lievito madre è una pasta acida. Grande Silvia, quale forno consigli? L'Ardone 900 e modelli Pizza Party 800? Ragazzi, dipende, cioè se avete a disposizione della legna potete rifornirvi, soprattutto in legna che non è umida. Insomma, non avete problemi con l'umidità, legna tutta la vita se volete divertirvi. E poi i forni, quelli a legna, sono più grandi dell'ardore, quindi significa che potete in teoria infornare 2 pizze. Però la legna chiaramente ha delle problematiche di gestione.
Se invece non volete problemi a livello di gestione, volete un forno che come lo accendete 25 minuti è pronto e non dovete preoccuparvi del fuoco, la fiamma e potete alzarla e abbassarla quando volete voi, allora il forno a gas è quello che fa al vostro caso. In realtà Silvia, diventi milionario. Ma ma è un'arte che si impara. È vero, insomma, però anche è una vitaccia lavorare in pizzeria, non è semplice. Non è semplice. Ragazzi, siamo in realtà arrivati a 20 minuti di diretta, per cui vi dico, è arrivata l'ora di salutarci. Io ritorno al lavoro, il triste lavoro, no, in realtà non è triste, ma devo lavorare, per cui vi devo salutare. E vi auguro una buona giornata. E se non avete messo un like, per favore mettete un like, che mi fate contento. E niente, ci vediamo al prossimo video, dovrebbe essere quello degli impasti, oppure magari se il tempo è così domani faccio un'altra diretta. E niente, vi saluto e ciao e alla prossima.